L'effetto Renzi a metà, il centrodestra che tiene solo quando è unito e quando propone volti nuovi, i ribaltoni diventati l'ordinario e le riconferme dei primi cittadini uscenti diventate per converso merce rara. Elezioni che segnano una svolta rispetto al recente passato. Addio al voto ideologico, ma anche addio agli schemi, alle sommatorie e al manuale Cencelli. I pochi elettori che vanno a votare, lo dicono i fatti, molto spesso ci vanno per tirare uno schiaffo all'amministrazione uscente. Sullo sfondo in Veneto è stata una settimana di duro lavoro per i magistrati che indagano sul Mose, che hanno ordinato l'arresto di 35 tra funzionari e politici di primo piano regionale, una vicenda che evidentemente ha pesato non poco. Al di là dei risultati vada fatta una considerazione. Renzi è stato un evento eccezionale che si è scaricato sulle elezioni europee. Per quanto riguarda le amministrative la gente ha scelto con grande libertà, è prevalsa la logica del rinnovamento, del ricambio, e laddove ci sono stati buoni amministratori che hanno governato bene ci sono state le riconferme. Il risultato di Padova premia la coalizione di centrodestra, ma Palazzo Moroni a parte, la coalizione si trova in Veneto a fare i conti con la debacle registrata a Treviso e a Verona, dove il Carroccio da maggiore azionista passa ad un ruolo minoritario. Per non parlare di quanto successo fuori, con comune come Pavia, dove Alessandro Cattaneo, il formattatore, si è arenato al secondo turno. Diciamola diversamente, se avessimo perso noi oggi sarebbe una brutta giornata, siccome abbiamo vinto noi oggi è una giornata veramente da scrivere negli annali. A tracciare la rotta del centrodestra è Dario Bond, che non pronuncia la parola primarie perché dice quella a qualcuno fa venire l'orticaria. Paghiamo in qualche maniera la disorganizzazione del partito di Forza Italia sotto alcuni aspetti e magari un non rinnovamento.